Dottore, allora, qual è lo stato di salute del sistema bancario veneto dal suo, dal vostro osservatorio? Allora, innanzitutto bisogna premettere che la sede di Firenze è competente per le piccole banche, per le BCC, per le quali ho una responsabilità diretta di vigilanza. Allora, questo mondo adesso credo che stia bene. Abbiamo risolto alcuni casi gravi come la BC Padovana e altre banche, però attualmente tutte le banche, tutte le BCC sono in buono stato e sono previsti in futuro una serie di programmi di concentrazione che le rafforzeranno ulteriormente. Quindi sotto questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Piccole banche e anche grandi, insomma, il Le grandi, caso, il caso è ben noto, insomma, Veneto Banca Popolare di Vicenza. per le grandi banche, per le quali appunto la Sede di Venezia non ha responsabilità, diciamo che hanno attraversato un periodo molto difficile, purtroppo ci sono stati danni anche rilevanti per gli azionisti e i risparmiatori, però attualmente la situazione si prospetta in maniera tale che probabilmente ci saranno soluzioni positive in futuro e il peggio dovrebbe essere passato. Quindi possiamo dire, insomma, che il sistema, nonostante quel che è successo, è sano, mantiene una sua solidità. Il sistema ha sicuramente la capacità di soddisfare la clientela sia sul lato della raccolta che sul lato degli impieghi e lo sta facendo. Sì, perché diceva anche lei, insomma, che le BCC, le piccole banche, hanno sofferto, cioè anche qui. I PCC hanno sofferto soprattutto perché in un momento di difficoltà generalizzata hanno cercato di sostenere l'economia del territorio e quindi sono andati a favore delle imprese assumendosi dei rischi però maggiori di quelli che avrebbero dovuto. Quindi hanno avuto un peccato di eccesso di buona volontà, diciamo. Forse governance anche non adeguate. In alcuni casi sicuramente governance non adeguate, noi abbiamo provato a cambiare diversi consigli di amministrazione, ma direi che questi sono i casi anomali, le minoranze. Il vero problema è che hanno pensato l'economia al di là di quello che avrebbe potuto fare. È finita la stagione dei commissariamenti, ovviamente. Penso di sì, anche perché sono cambiate le norme, quindi non c'è più il commissariamento, ma ovviamente la liquidazione diretta, quindi sì, penso di sì per questo. Ecco, dal suo osservatorio privilegiato, diciamo, come legge questo voto per le unità? Ma credo un grande cambiamento che spero spinga i paesi che rimangono a fare di più per la crescita. Voi siete preoccupati? No, io personalmente no. Ecco, a livello generale cosa esce da, diciamo, da questo trattato economico presentato oggi? Un buon quadro positivo. Diciamo che io ho iniziato a occuparmi di economia veneta a fine 2013 e questa è la migliore relazione che presentiamo da quando io sono qui. È ovviamente una relazione con chiaroscuri, però registra una crescita ancora contenuta, però la crescita c'è e si spera che quest'anno sia nel 2015 ovviamente, stiamo parlando, e si assesta anche nel 2016. Quindi sicuramente una presentazione positiva del quadro congiunturale dell'economia veneta. Possiamo dire si vede una luce in fondo al tunnel? Sì, certo. Diciamo che siamo sicuramente il settore peggiore, che era quello immobiliare, ha fermato la discesa, tutti gli altri sono in risalita. Tra l'altro, come voi sapete, il Veneto è una regione a forte vocazione esportativa, in questo momento le esportazioni stanno andando bene nell'ambito dei paesi ad economia avanzata, se riprende anche la richiesta di prodotti dai paesi emergenti, le cose migliorano ancora di più.